Oh raga, chi vince? Chi vince oggi? I blu o i neri? Le provocazioni dirette alle forze dell'ordine, le risse, i tafferugli, l'abuso di sostanze e le armi, man mano che passano i giorni e le ore, i contorni del folle 2 giugno vissuto sulle sponde del Garda da centinaia di ragazzi si sta rivelando in tutta la sua gravità, con uno scambio incrociato di accuse tra i sindaci di Peschiera e di Castelnuovo sull'ordine pubblico, scene mai viste, racconta chi c'era, e che hanno avuto come sviluppo anche le molestie sul treno Verona-Milano. In questo caso i sospettati sono circa una trentina, buona parte ragazzi immigrati di seconda generazione. Dove siete femminista a targhe alterne? Erano alpini anche questi, si chiede via social l'assessore regionale leghista Roberto Marcato, mentre il leader Salvini, dopo aver parlato di spettacolo indegno, subito rilancia. C'è una proposta di legge della Lega in Parlamento ferma da troppo tempo che prevede l'associazione a delinquere anche per i minorenni, perché non è che sia a palpeggiare, a molestare o a derubare un diciottenne, può andare a giudizio, se lo fa un sedicenne non rischia nulla. Quindi la custodia cautelare per reati gravi, e penso alle molestie, penso agli episodi di violenza, è sacrosanta. Proposta raccolta dallo stesso presidente Luca Zaia in giornata, punizioni senza se e senza male, sue parole, anche perché i fatti veronesi sono tutt'altro che isolati. A Jesolo è stato un weekend di botte e di alcol, centinaia gli interventi, tanto da convincere il sindaco della città balneare a chiedere un incontro urgente al prefetto per parlare di rinforzi. A Treviso invece l'ULSS 2 annuncia l'arrivo di nuovi psicologi per affrontare soprattutto il disagio giovanile, e c'è chi chiede, come la deputata Angela Colmellere, di potenziare l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Sicuramente il nostro obiettivo è di allargare questo numero di ore, dando la possibilità di fare dei percorsi e dei progetti sempre più specifici. Però è un inizio che va sicuramente portato avanti, e quindi dobbiamo puntare sempre ed esclusivamente sul far sì che questi ragazzi, ripeto, imparino ad essere.